2, 1, vai. Questa sembra l'intervista di Blair Witch Project. Eccoci qui con Non è che un po' di Vittorio luce, e Alessandra. Ragazzi, mancavate solo voi. Avete aspettato che calasse il sipario e si spegnessero le luci. Possiamo andare via. Meglio che Si vede nella malissimo. Eravamo impegnati. Attenzione perché dobbiamo... Grandissimo. Oh, grande, abbiamo anche la luce fuori campo. grandiosa. Ringraziamo la luce fuori campo, grazie. Ragazzi, sembra veramente del Blair Witch Project. Adesso dobbiamo chiedere le domande, fare le domande di diritto, porre le domande di diritto a Vittorio e Alessandra. Sì. Come è andata sul palco? Io sono cavaliere, prima le donne. bene. Comunque siete molto strafotogenici, Sì, complimenti. è vero, devo dire la verità. Se togliessero me sarebbero un pezzo. È la luce. Sapete anche lo stroboscopio? Di giorno sono molto. Ma e quindi qualche impressione particolare? Ce Ah, molto bene, noi abbiamo suonato anche ieri per Bella di Marca a Feltre e quindi oggi avevamo meno tensione forse, vero? Poi Anche perché ieri c'era... ieri ho fatto arrabbiare il presentatore. No. Claudio De Stefani. Mio Il Dio. presentatore. Cosa avete Se ne comprato? va meritato. No, Non si vi dice. giuro, sembra buona, piccolina ma cattiva. Mamma Non mia. arrivava più. Non ne va più. Si era perso. Quindi alla E io ho fine dovuto gira- alla fine è subire colpa le mia, ire. vedi? Ma alla fine un vero cavaliere si assume anche le colpe, È colpa che mia. magari qualche volta non ha. Intanto ha sgridato lei, vabbè dai, insomma. Comunque molto bene stasera, mi è piaciuto la gente, un bel pubblico, il palco bello. Io mi sentivo molto bene, tra Sì, hai l'altro. tirato sul colletto. Ho tirato della sul camicia. colletto, Ha tirato non sul per il colletto. freddo, non per il freddo. Non per il freddo, Non ma per il freddo, ma perché faceva, effettivamente faceva Per il fare il figo. facevo un po' di Ma scena. ragazzi, voi non volevate neanche fare l'intervista? L'intervista L'ho meglio detto- riuscita questa, dai. Sono bravissimi, Ma lui non voleva. Ragazzi, vi ringraziamo ancora Salutiamo. Figuriamoci, grazie a voi. e ci vediamo su YouTube allora. Su YouTube. Ciao! Ciao ciao. To care for me, she's good to me. Yeah, she's good to me. Ecco, Meglio di così? canta lei e faccio playback. Si vede bene il playback. Ma io non posso dire niente, sta cantando. Adesso abbiamo il nostro bocconcino più prelibato, Arianna. Com'è andata, Arianna? Tu che sei nuova del palco, che non hai mai calcato nessun palco. Dici È andata benissimo, solo che è incredibile, ma quando è toccato a me è arrivata anche l'aria. Dà un sacco di fastidio, ragazzi. vero. Toccherà a voi dopo. No, ma abbiamo visto che prima dava un sacco di fastidio. Comunque siete un po' birichini, ho visto il vostro backstage liliano. E vedrai anche questo. E quindi vedrò anche questo probabilmente. Grazie, Comunque Arianna. complimenti ragazzi perché siete bravissimi, la vostra onda è meravigliosa. Grazie. Eccoci con il presentatore. Buonasera, come vi sembra la manifestazione? Posso fargli una domanda? Sì, è abbastanza divertente, molto bella e molto frizzante. Come devono essere le manifestazioni canore, altrimenti non c'è nulla da divertirsi. Grazie, il suo commento come sempre è puntuale. Impeccabile. Allora lui fa le domande e io rispondo. E poi io faccio le domande a te e tu rispondi. Perfetto, com'è andata stasera, Cristian? Guarda che i cantanti non devono fumare. Hai perfettamente ragione, a parte che i cantanti non devono Avvicinati fumare. perché sennò non si Mi devo sente. avvicinare. Allora, a parte che i cantanti non devono fumare. Sul palco. Ho sentito tra l'altro che stasera la voce è un po' rocca. Sì, ho la voce un po' rocca. Grazie alle sigarette. No, è grazie al sole che ho preso ieri al mare mi ha stroncato decisamente. Io non sei partecipe È dell'intervista. è la prima che fumo questa. Se prendete il sole avrete la voce roca, mi raccomando. Non si deve fumare, ragazzi, non si deve fumare. Sul palco come ti sei sentito? Bene, devo dire bene, però c'era il vento che non mi faceva sentire bene la base, quindi non lo so. Ma non è troppo serio sto ragazzo. No, devo dire la verità che il vento era veramente però affascinante. Sui miei capelli, i miei boccoli, vedete sparsi dal vento. E comunque così, al di là di tutto siamo stati... Non lo so. I boccoli. Noi siamo stati, non so dirti. Io mi sono sentito un po' male, però un po' male, anch'io. Siete stati ottimi. Grazie. Ci mancava questo complimento. Grazie. Allora, ciao a tutti, siamo al Festival Voci Nuove edizione Summer Edition e guardate il palco è bellissimo e qui ci sono due artisti
che hanno cantato poco fa, giratevi per di qua perché sennò non c'è luce. Che figata, sembra la leggenda del pianista sull'oceano, di com'era che si girava intorno, la macchina da presa. Ecco così. Continuiamo a girare. Continuiamo dai, a girare. Figata. Questa è la Facili prima, domande è la prima mentre intervista giriamo. rotante. Questa è Intervista l'intervista rotante, ok. Facili domande mentre giriamo. Allora, come vi siete trovati sul palco questa sera? Devo dire proprio bene, no? Strabene, ogni volta che saliamo lì, almeno io che salgo lì mi sento un'altra persona. E rispetto al festival, emozioni diverse? Molto meglio. Molto meglio, possiamo decisamente meglio, siamo più preparati, cambiamoci. Attenzione, invertito il giro. Siamo molto più preparati, poi abbiamo studiato, insomma. E il fatto che non ci sia la giuria è... È certamente un elemento determinante, devo dire, abbiamo cantato molto più sciolti rispetto a quell'altra volta e effettivamente sì, sono embriago anche. Sì, E Alfredo cosa vuoi dire ancora? Che abbiamo cantato più sciolti? Sì, abbiamo cantato veramente più sciolti, anche perché non Perché fa caldo. senza Fa caldo. fa caldo. È un'ottima camera, Cioè, veramente meglio di noi, cavolo, la prossima volta lo farei filmato al backstage, veramente. No, devo dire che senza avere la giuria è molto più semplice, nel senso non abbiamo i pensieri. Guardate anche il vento. Ma è vento, meraviglioso il sì. vento. Sì, i miei capelli, capelli. i boccoli, eccoli qua. Anche io l'ho tagliati per stare a livello. Eh sì, perché altrimenti poi sfiguravo, cioè non poteva essere. Però gli occhiali sono gli stessi. occhiali. ma poi no. Ah, ecco. Vedi questa passata. Eh sì. Bene. Grazie. Grazie mille. Allora, per oggi è tutto, linea allo studio. Andiamo dalla persona più devastata, penso, in questo momento, tutta la serata, vero Cristian? Da chi Sì, andiamo? allora a questo punto dal fotografo Manuel. Eccolo qua. Eccolo qua. Che ci dici per la serata? Com'è andata? Che angoscia. Che angolo, no, ma questo lo dice Bella di Marca, quindi devi dire che tanto angoscia. angoscia. No, qua siamo a Voci Nuove. Bellissima, Bellissima. è stata un'emozione, è finita a peccato. E ora andiamo a mangiare per qualcosa che è meglio. Sì, questo direi che sarà utile anche per noi perché noi siamo digiuni da oggi, penso alle 10, Sì. io ho mangiato alle 10. Porca miseria. E così insomma ragazzi. Un ci saluto divertiamo d'angoscia. ancora. Angoscia? Tanti Angoscia. cuori. Ci vediamo a Bella di Marca. Tocca. Ciao, grazie. Ciao. Ed eccoci qui con l'ultima parte del backstage, abbiamo un Miranda Rosti, non poteva mancare. Tanto per cambiare. Ma allora è un vizio! Vizio, ma posso dire No, che ma questa volta non fa freddo. non fa freddo? No, non è come l'altra volta. È meraviglioso, è stata una cosa. Guarda Miranda, tu sei fondamentale nel backstage perché sei, E diciamo, soprattutto la persona qua, più fiori importante. secchi. No! Sei la persona più importante, quindi insomma. Io sei tu. Stasera. Io sono felicissima, sono anche commossa perché avete cantato divinamente bene, forse la cornice qua. La cornice è meravigliosa. Forse perché vi siete ritrovati tutti quanti, boh. Io so che veramente sono commossa e siete straordinari, ma voi meritate di andare al Festival di Sanremo? Che festival? Mamma mia, grazie. Che cavolo. E che cavolo, dai. Ci mancherebbe altro, ma faremo il possibile. Faremo il possibile. per Faremo il questo. possibile. Giuro che farò il possibile. Abbiamo la registrazione. E intanto facciamo le seratine così. Intanto facciamo le seratine, poi. E dopo se riesco a trovare la persona giusta, Va bene. giuro che vi faccio vedere i sorci verdi. Non vediamo l'ora di sti sorci verdi. Va bene, grazie mille. Buonasera. Grazie a voi.
dopo un lungo viaggio, siamo in preda agli elementi, vento forza 9. Vento forza 9. Sentite la voce dall'oltretomba lì? Sentite, fotografo? Oddio, mi sta portando via il vento. No, Oddio, no. saluta mia moglie. Ok, lo Dille che saluto l'ho io. amata. Va bene.